chiesto di presenziare a questa conferenza stampa, io sono dipendente dell'Italia, l'ho fatto con molto piacere perché ve lo meritate, perché siete squisiti, perché lavorate, perché avete un approccio che immediatamente quando mi hanno comunicato che appunto volevano dedicarmi questo premio alla carriera, e ovviamente per chi ascolta generalmente che il premio alla carriera vuol dire alla conclusione di tutto, per me invece è una partenza, è sempre una ripartenza, perché se soprattutto un festival come il Vittorio Veneto di Assegno vuole segnare un premio alla carriera, vuol dire che dato anche diciamo dai giovani, vuol dire che sei osservato, se sei osservato con questo premio vuol dire che devi mettere molta più attenzione nel lavoro che fai, nel lavoro cinematografico che fai, nel lavoro teatrale. Quindi sono stato molto contento, la signora mi ha chiamato, sa, noi vorremmo forse, ho detto, vabbè, ok, subito, non c'è problema, è rimasta un po' così sbalordita, perché generalmente questi incontri si fanno molto minuettati, insomma piace essere coccolati dietro l'invito di un premio, ma io sono abituato in così tanti anni, mi sono sempre avvicinato in giro per l'Italia, per motivi di lavoro, laddove sono invitato alle università oppure alle scuole, l'ho sempre fatto, l'ho sempre preso come un dovere mio, di cittadino, e soprattutto di chi magari gode della notorietà, di incontrarsi senza parlare di sé, senza parlare pro domo, ma di raccontare una storia, un'esperienza. E ho visto sempre giovani, anche in tempi così duri, pesanti come questi, ho visto sempre giovani motivati, curiosi, vogliosi di sapere. E noi, chi come me, ha il dovere di andare, ha il dovere di esserci, ripeto, non soltanto da oggi, ma oggi più che mai, per dare, perché il piacere deve essere quello di saper dare. Infatti, quando mi hanno detto della serata del 20, mi hanno anche invitato per le altre serate, ma io non posso, appunto il 20 che è del tutto eccezionale, arriverò nel pomeriggio, noi staremo insieme nella serata ovviamente, l'ho fatto senza nulla a pretendere. So che gli ospiti sono anche loro senza nulla a pretendere, ma io questo lo faccio sempre, sotto tutti i punti di vista, e senza nulla a pretendere, soprattutto laddove ci sono giovani, laddove tu puoi dare qualsiasi tipo di esperienza, qualsiasi tipo di parola, la voglia di mettersi in discussione, di entrare in sintonia, perché appunto, come si diceva prima, voi giovani rappresentate il futuro, io, come loro, rappresento il presente. E in questo presente, mai come oggi, bisogna esserci, bisogna saper dare, bisogna cercare di darsi la mano tutti insieme e comunque affrontare questa battaglia, soprattutto culturale, perché nelle scuole, nella crescita e in festival come questi si cresce, si sta insieme, bene, tantissimi sponsor, perfetto, tantissimi partner, come si dice, è bene che ci siano, perché partecipare alla cultura, agli eventi, non solo di importanti festival come il Vittorio Veneto, ma di persone serie, vogliose di costruire, non fermarsi soltanto alla parte rappresentativa. Quindi sono stato molto onorato di ricevere questo premio il 20 a chiusura del festival. Mi auguro le cose più belle che desiderate, sempre di più, sempre più in alto, e questo onore mi dà la possibilità di cogliere i vostri sorrisi, di succhiare un po' della voglia di vita che avete, anche se incazzati, perché lo capisco perfettamente, però la vostra voglia di vita deve essere un motivo di, come un'ape, di prendere questo nettare e cercare di farlo crescere. La vita non è fatta né di giovani né di vecchi, la vita è
fatta per chi vuole capire, vuole convivere con una realtà e farla crescere, per voi soprattutto, per noi che siamo il presente, ma soprattutto per i vostri figli, per i vostri nipoti e per una società migliore. Vi ringrazio.